Agricoltori sempre più in crisi e settore primario martoriato dalle leggi di mercato. Non è un quadro rasserenante quello emerso nell'Assemblea regionale di CIA Veneto, tenutasi al Kronplatz di Limena, alle porte di Padova. Oltre 100 gli agricoltori presenti, una parte di quel 24% rappresentato da CIA in regione, ma l'atmosfera non è stata certo festosa. L'agricoltura è in crisi, in Veneto come nel resto d'Italia, sia sul piano economico che su quello ambientale, e tutti condividono l'urgenza di presentare alla politica un piano strategico per salvare il settore. Noi già da tempo abbiamo gridato alla politica a tutti i livelli che bisognava attuare un piano strategico sull'agricoltura. Abbiamo una piattaforma dove elenchiamo alcuni punti che riteniamo fondamentali per la nostra agricoltura, ma credo che la cosa più importante che sia emersa oggi è che bisogna smetterla di fare passerelle politiche e di fare retorica sulla schiena e sulle spalle degli agricoltori. Migliore gestione delle risorse idriche, valorizzazione delle aree interne, monitoraggio del consumo di suolo, alcuni dei temi che CIA vuole sottoporre alle istituzioni nell'ambito di un piano complessivo, ma non solo. Una delle priorità sicuramente è il valore lungo la filiera, perché solo le briciole rimangono agli agricoltori, quindi occorre intervenire affinché anche l'agricoltore possa avere un reddito dignitoso e possa sviluppare la propria azienda. Dopodiché c'è il tema legato all'Europa, dove c'è stato, come dire, un paradigma negli ultimi anni che ha fatto sì che ci fosse un accanimento contro gli agricoltori, quando invece le politiche agricole andavano fatte insieme agli agricoltori. Tra i tanti temi sul tavolo pesa in particolare la crisi climatica e la mancanza di una strategia per affrontarla. Le riserve di neve sulle Dolomiti al momento registrano anche un calo del 63% rispetto al medesimo periodo del 2023. Ma non è solo una questione ambientale, anche i numeri danno la misura del problema. Oggi produrre un litro di latte costa tra i 55 e i 60 centesimi al litro, ma agli allevatori ne vengono riconosciuti appena 52 al litro, lavorando di fatto in perdita. Agire, insomma, non può più essere rimandato. La nostra proposta è che il prezzo di vendita sia proporzionale al costo che noi dobbiamo affrontare. Noi abbiamo degli enti come l'ISMEA che possono in maniera precisa e scientifica determinare il costo di produzione. Su quello bisogna basare il prezzo di vendita dei nostri prodotti, perché o ci mettiamo in testa che il settore primario è un settore fondamentale e ha delle sue particolarità e quindi deve essere protetto da tutti, oppure rischiamo di perdere aziende agricole che compongono il nostro tessuto sociale, economico, ma che svolgono un ruolo fondamentale per il territorio e quindi per il turismo.